Calma. Bella. Dai, più tensione. Bello. Bravissimo. Bravissimo. Sì, sì. Sì. È divertente, è divertente. Resta connesso, tieniti forte. Vamos, lo, 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 lo. Lollo Mazzini. So we have great time. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, benvenuti nel mio format preferito, Sposto Ghisa con, e oggi siamo qua in provincia di Frosinone a spostare Ghisa insieme a Matteo Picchi. Ciao Matteo. Buongiorno, buongiorno. Noi ci siamo già fatti una Siamo- bella chiacchierata, però adesso bisogna mettere in pratica. Facciamo quello che ci piace. Ci Sì. alleniamo. Cosa alleniamo? Facile da dirsi. Gambe. Ah no. Schiena. Schiena e E braccia. braccia. E Perfetto. braccia. E io non vedo l'ora di fare questo allenamento perché ragazzi, ormai non sapete, io sono carente di schiena, punto debole. Vediamo se, ne sono abbastanza sicuro, porta a casa qualcosa di buono con Matteo. Un'infarinatura generale su quello che faremo oggi. Allora, cominciamo con un bel roll. Ti porto un po' dalla Certo. mia parte, Certo. dato che ho sempre avuto una schiena molto ampia, ma abbastanza carente nella porzione centrale alta. Tendo a cominciare con un esercizio pesante di remata unilaterale. Ok, Quindi figo. ne approfittiamo e andiamo subito. Ok, vamos. Ok, row abbastanza pesante, mi diceva. Questo è molto interessante, un bel pezzo di ferro, mi dicevi, Matteo. Un bel pezzo di ferro. Partiamo da qui, Incominci sempre con un esercizio di remata, mi dicevi. sempre. Osservavo prima nelle serie di avvicinamento il fatto che sia totalmente stabile nell'esercizio. Riesca a veicolare il peso proprio lì dove vuole. Buona. Sì, sì, sì. Sì, Calma. bella. Bella. No, cerca di spegnere tutto. Spegni tutto, spegni la testa, spegni qualsiasi cosa che non sia utile a sollevare questo peso. Relax. Ok. Bodybuilding è anche estetica del gesto. Qua, ti do una mano io. Ok, ancora. Puntellati bene. Dai. Dai. Ancora. Ancora. Buono. Bello, 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 ragazzi. Bello. 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 Soprattutto la presa. Abituato sempre io a tenere una presa neutra. Io in questo modo sono troppo Eh. facilitato al gran dorsale che si prende tutto. Faccio una fatica a fare un movimento del genere che è immensa. Certo. La grossa differenza che c'è fra me e te, parlo proprio a livello di aggancio muscolare, il fatto che tu c'hai una schiena che possiamo definire un tuo punto forte Sì. e al contrario io ho una schiena che è il mio punto debole, noto questa differenza. Hai gestione di carico, agganci il dorsale subito, comunque Sì, la catena sì. posteriore. Io ho questa difficoltà.
al di là delle differenze Al di di là della carico, resistenza, assolutamente. è una questione di feeling. Assolutamente. Vai. Ok, parti dalla spalla. Buono. 1, 2, 3. Vediamo. Non ho più riprese. Tira e basta, senza scatti. Perfetto. Un'altra. Relax. Tranquillo. Spegni. Dai, più tensione. Bello. Buono. Buona la prima, direi. Oh. Basta la faccia, non siamo le parole. Io ragazzi vi dico perché è così, non abbiamo parlato di quello che sarà l'allenamento se non dei distretti da andare ad allenare, quindi scopro adesso assieme a voi cosa stiamo per fare. Una sorta di feticismo per gli esercizi unilaterali del back. La quasi totalità sono movimenti non bilaterali. Ok, ti chiedo anche il perché secondo te sono più funzionali. Un maggior focus su quello che è... Indubbiamente un maggior focus, un plus anche per quanto riguarda i livelli di forza sviluppati, ma principalmente concentrazione. Il problema è che richiedono molto impegno. Alla fine noi abbiamo fatto 2 set di row, ma il peso di quei 2 set unilaterali equivale probabilmente a 4, quindi l'impatto che ha sul sistema nervoso è considerevole. Anche per questo motivo mi permetto di utilizzare movimenti unilaterali per il back perché faccio veramente poco volume per la schiena. Queste serie valgono sicuramente per come fossero effettuate con un range di ripetizioni superiore, per come è dilatato il tutto. E poi una cosa che uno pensa è che se si agisce unilateralmente le ripetizioni devono essere per forza oltre le 10, no? Oh. E in realtà puoi esprimere lavori di forza anche unilateralmente. Soprattutto unilateralmente, soprattutto. Leggero twist d'anca, così allunghiamo il gran dorsale e al contempo possiamo tenere anche la spalla un filino più bassa, ma solo per stabilizzarla. Soltanto che fare questo spalla bassa più anca vicina rischierebbe di accorciare troppo il gran dorsale. Quindi twisti l'anca per creare Leggermente, spazio. sì. Bello. Vai, Matti. Down. Sì. Bello. È da qui che te lo
sereno, tranquillo. Qui c'è un inferno, ma il resto non percepito. Rilassa anche il volto. Relax, spegni tutto. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Vai, tira. La devi ingannare la fatica. La devi prendere per il culo. Ti devi far vedere sempre rilassato. Bellissimo questo punto di vista del... E non solo rilassa tutto quello che è dal collo in giù, ma anche l'espressione facciale. Fresco. Adesso infatti ricominciamo da capo. Però è vero ragazzi, tentare di ingannare la testa, prenderla un po' tra virgolette per il culo, rilassandoti anche quella che è l'espressione, ti dà un po' più di concentrazione su quello che... Per forza. Tra l'altro molto spesso questo in tanti esercizi porta a parecchie compensazioni. Le alzate laterali, i trapezi, certo. ipercontratti, una serie di cocontrazioni. La fatica non esiste. L'inferno nel distretto, il resto non c'è. E molto spesso al termine si tende a fare questo qui. Sì, a cifotizzare un pochino quasi. Vai. Ce lo devi avere in testa. Eccolo e eccolo. Guardalo, ce l'hai qua, in testa. Più profondo. Andiamo. Leggero chest up, così la spalla non si antepone. Vedi fin dove può arrivare. Insisti su questo punto. No. Ancora. Eccolo, eccolo, eccolo. Origine, inserzione. Si avvicina. Si avvicina. Il resto del corpo è fermo. Un'altra. Origine, inserzione. Si allontana, si allontana, si allontana. Via verso le origini. Tutto il resto è fermo, immobile, bloccato. Buono, 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 buono. Non male, non male. 4 serie, ragazzi. Ma non deve essere la regola, come dicevamo prima. Ne abbiamo parlato prima nella chiacchierata. Non è che 2 set per esercizio vadano bene. C'è una miriade di variabili che ti possono dire se va bene o non va bene, e se va bene o non va bene per te, in quel determinato momento della tua carriera allenante. Una cosa la posso dire. Io le sto sentendo. Lat machine, busto leggermente steso, Ok. base del petto, buona componente d'adduzione scapolare, gran dorsale, fasci bassi dei trapezi. Qui ci muoviamo leggermente più alti con le rep, semplicemente perché non si sposa benissimo con i cariconi. Quindi partiamo da una base di 10 ripetizioni.
ci ficchiamo dentro una tenutina isometrica di un secondo soltanto per non perderci in questo frangente la porzione più importante del movimento. Bello. Ok, prego. Non è pesante, lo diventa, eh? Una buona gestione lo diventa. Molto bello. Molto bello. Perfetto, la serie comincia qui, più la barra si avvicina a te, più il tuo petto si avvicina alla barra. Ancora. Vai. Un altro. Bravo. Good job. Good job. Brucia. Ragazzi, giusto il tempo di recuperare, vi dico questa cosa, se non l'avete ancora fatto, lasciate like, iscrivetevi al canale e lasciate, perché no, anche un commento per far migliorare video dopo video. Buona visione. Schiena terminata. Schiena terminata. E veramente quando si dice poco ma buono. Poco ma buono. Poco ma buono anche nelle braccia, quindi. Poco ma buono anche nelle braccia. Carl, come nubri? Sì. Una French. Ok. Senza appoggio con la schiena. Ah, interessante. Seduti, evitiamo oscillazioni, però ci garantiamo comunque quel minimo di libertà che ci offre la mancanza di un appoggio. Raramente l'ho visto senza l'appoggio alla schiena. Wow. Ottimo. Ok, adoro questo esercizio. L'alternanza delle braccia ti garantisce quel minimo di recupero. Certo. E Molto nonostante- school a vedersi, bello. Sì, sì. E poi in eccentrica mi piace tantissimo mantenere quella leggera anteposizione di gomito Ok. e sfruttare bene l'allungamento. Avendo il capo lungo e anche leggermente accorciato. Sì, più che altro mantenendosi così il bicipite rimane. È come se si avesse... come Una si chiama? scotta quasi. L'arm blaster. Ah sì, ok. L'arm blaster. Ok. Paradossalmente è molto interessante, perché se abbiamo iniziato con un gruppo, lui forte e a me carente, io Adesso- braccia sono sempre, sempre stato... Cambio. Change. Pensa, avambraccio-braccio e puro avambraccio. E riesce una leggerissima anteposizione di gomito, in maniera tale che poi ti faccia da perno per la discesa. Ok. Scendi. Oh! Vai. No. Perfetto. Sì, sì. Sì. È divertente, è divertente. E quando mi hai dato quello switch nell'anteporre leggermente il gomito, cambia la sua... Braccio, e questo qui. cavolo. In maniera tale che
qui logicamente la tensione Certo, crea il la bicipite del nullo, qui rimane. Io credo che ogni esercizio abbia una sua particolarità in relazione al profilo di resistenza e tutto il resto. Nel momento in cui se ne fa uno soltanto si cerca di ampliare lo spettro di stimoli. Manubrio. Sì, coppie di manubri. Ole. Fermati un pochettino di prima, eccentrica, vai. Vai. Ok. Non spingere verso l'alto, spingi verso di me. Oh, buono! Via! Bravo! Ok. Adesso togli tutto, dai. Vediamo. Rilassata frontale. Laterale. Bellissimo. Schiena. Prova ad alzare pelo le spalle. Altra rilassata. Doppio di bicipite. Perfetto. Prova ad anteporre poco il gomito. Ok, eccolo qua. Flat spread. Fermo. Side chest. Chiudi, alza un po' la spalla dietro. Eccolo qua, bellissimo. Tricipite. Di schiena doppio. Perfetto, contrai. Espansione. Lascia scivolare semplicemente il pollice finché ne hai. Solo scivolare il pollice. Vai. Perfetto. Benissimo. Mos muscular. Addome e gambe. Eccolo qua. Perfetto. Sei completissimo. Completissimo, spesso, pieno, non c'è niente da dire. Ma bisogna essere obiettivi, quando non c'è niente da dire, c'è niente da dire. Bellissimo fisico. Grazie a Matte per questo feedback che porto veramente a casa. Ragazzi, la chiusa la faccio così. Sì, dai. Giusto ci sta, così. Ci sta. Fine allenamento, dopo che mi sono portato a casa anche queste lusinghe non apprezzate di più da Matteo, dall'occhio tecnico di Matteo. Gli chiedo, come chiedo a tutti, come mi hai visto in allenamento, se posso migliorare qualcosa, perché è quello che mi interessa. Ecco. Io credo che ti muovi veramente molto bene sotto carico, non c'è tanto da dire. Semplicemente hai collezionato tantissime esperienze, tante altre ne collezionerai in futuro, quindi magari il tuo approccio si andrà affinando sempre di più da una parte o dall'altra, ma non c'ho null'altro da dire. Più calmo sotto i pesi, fai in modo di essere sul pezzo, tutto il resto via dalle palle. Tra le tante cose che mi sono portato a casa oggi, sicuramente quest'ultima cosa che mi ha detto nell'entrare nella serie, non solo muscolarmente, ma anche di testa è tutto. Testa, me la porto a casa. Che dire ragazzi, grazie di nuovo Matte, sei stato gentilissimo, a voi veramente, davvero. Grazie per la visita, veramente. Ragazzi, ovviamente continuerò in questa mia missione, possiamo dire, e farò altrettanti chilometri per andare a trovare veramente professionisti del suo calibro che mi lasciano, e spero vi lasciano, qualcosa di concreto e tangibile e riapplicabile in sala.
Matte, come dico sempre, alla prossima. Alla prossima! Don't we have great time?